Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla puntata settimanale della partita della settimana. Scusate la ripetizione. Oggi quando ho visto che c'era Lazio-Fiorentina, un pochino ho avuto il dubbio fra un paio di partite, però la prima che mi è venuta in mente non poteva che essere Lazio-Fiorentina del 5 marzo del 1995. Sta per fare 30 anni, sta per compiere 30 anni quel campionato e questa partita. Ma più che per l'importanza della classifica in quel momento, l'importanza della partita, ovviamente questa partita ha un senso ricordarla per il risultato, perché Lazio-Fiorentina della stagione 94-95 è finita 8-2 e adesso ve la vado brevemente a raccontare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto, tanto è sempre gratis, continuate a seguirci, recuperate i video che non avete ancora visto. Se ci seguite da poco, seguite anche i social, le pagine social su Facebook e su Instagram, Il Popolo del Calcio anni 90, e il blog Il Popolo del Calcio, dove oltre a varie storie, a vari ricordi come questo, ci sono gli approfondimenti sulle maglie, sul fantacalcio e sulla Serie A attuale, così non rimaniamo solo ancorati a quello che succedeva 30 anni fa. Ma 30 anni fa succedeva qualcosa di particolare allo Stadio Olimpico, perché magari non credo che finirà così Lazio-Fiorentina oggi, ma insomma questo Lazio-Fiorentina è incredibile. Intanto è la grande giornata di Pierluigi Casiraghi che fa 4 gol. La Lazio non è alla prima goleada stagionale, è la prima Lazio di Zeman contro la Fiorentina di Ranieri, che poi non è mai stato un allenatore, come vedete anche oggi, che abbia mai subito chissà quali cappotti. E quel giorno invece la Lazio, diciamo che fa addirittura meglio di quello che aveva fatto contro il Foggia. Pensate, Zeman aveva preso la Lazio proprio dal Foggia dopo essersi guadagnato, diciamo così, la chiamata della Lazio per i bellissimi anni a Foggia. Non ha pietà della sua ex squadra. Lazio-Foggia finisce 7-1. In più la Lazio aveva vinto 5-1 con il Napoli e con il Padova. Come sappiamo, Zeman, soprattutto il primo Zeman, era una macchina, le sue squadre erano una macchina da gol impressionante. Quella stagione lì, peraltro, ha anche qualche piccolo rammarico per la Lazio, che arriverà seconda a pari merito con il Parma dietro la Juventus, non arrivando però mai a giocarsi il titolo con i bianconeri, proprio perché a fronte di queste goleade spettacolari spesso i biancocelesti opponevano partite o già vinte che finivano per pareggiare, o rimonte subito, partite scialbe che non riuscivano a vincere. Invece Lazio-Fiorentina, la Lazio la vince. È la giornata, la grande giornata, come vi ho detto, di Pierluigi Casiraghi, che fa 4 gol. Adesso io vi vado prima ad elencare la successione delle reti, come dicevano i vecchi radiocronisti, anche perché ovviamente non è che mi ricordi tutto a memoria. Tra l'altro vedo i voti qui: Zeman 6,5, ha vinto 8-2 la sua squadra. Vabbè. Dunque, Casiraghi fa gol al 4° minuto, poi c'è il gol di Negro, di Paolo Negro, al 30°, Cravero su calcio di rigore. Cravero era un difensore ma era un ottimo rigorista sia alla Lazio che al Torino. Poi segna ancora Casiraghi al 49°, poi segna la Fiorentina con Rui Costa al 60°, Batistuta al 74°, Casiraghi all'82°, Di Vaio all'86°, Di Vaio molto giovane, ai suoi primi gol in Serie A con la Lazio, e ancora Casiraghi su rigore all'89°, diciamo per fargli fare il poker. Rigore l'ha tirato Casiraghi. Credo che qui mancasse Signori, perché non lo vedo in formazione. Se ci fosse stato avrebbe sicuramente segnato pure lui, visti i fasti di quell'epoca. Insomma, la Lazio vince 8-2. Questo è il resoconto della partita. Guardate qui, chi contrasta Casiraghi è Stefano Pioli, allenatore poi della stessa Fiorentina e del Milan. E qui ci sono anche poi i vari gol che vengono elencati qui nell'appendice, nell'indice. Però anche qui, come vi dico spesso, potete mettere pausa al video e leggervelo un po' meglio, anche per via delle luci, anche perché io non posso stare 10 minuti con
il foglio in mano, quindi qualunque cosa vogliate leggere ve lo potete leggere mettendo in pausa il video. Qui c'era anche la classifica marcatori guidata proprio da un giocatore della Fiorentina, da Batistuta, con 19 gol, che avrebbe poi vinto la classifica dei marcatori quell'anno. Pensate che Casiraghi è a 9 reti, e quindi se la matematica mi assiste, direi che 9 meno 4 fa 5. Casiraghi aveva fatto 5 gol prima di quella quaterna alla Fiorentina. Insomma, la Fiorentina esce con le ossa rotte da quella trasferta, disputerà comunque una discreta stagione da neopromossa, arriverà al 10° posto e la Lazio, come detto, al secondo, a pari merito con il Parma. Vi faccio vedere come sempre e poi chiudiamo le due squadre di quell'anno. Questa è la Lazio 94-95, vi potete leggere, vedete tutti i nomi, qualcuno più conosciuto, qualcuno meno. Era comunque un'ottima squadra quella Lazio. E vi faccio vedere qui negli altri giocatori c'è Vincenzo De Sio, che me lo ricordo molto bene a qualche torneo estivo, poi non ebbe, me lo ricordo al Trapani in Serie C, ma non ebbe la carriera che molti pensavano. E questa è la Fiorentina, dove potete vedere anche il difensore Marzio Santos, che l'estate prima aveva sbagliato uno dei rigori nella finale Italia-Brasile, purtroppo non servì il suo errore, ma che fu protagonista a Firenze di una storia e di una scommessa col presidente Cecchi Gori un po' particolare, scommessa persa, mi viene da dire purtroppo per lui, e magari ve la racconto un'altra volta. Questa era Lazio-Fiorentina, si gioca questa settimana, non penso che finirà 8-2, quella volta lì è finita così, non me la vogliono i tifosi della Fiorentina, è finita così, non so che dire. Lazio-Fiorentina 8-2, vediamo come va a finire questa settimana. Noi ci vediamo intanto lunedì con l'inizio della settimana e con tutte le altre storie, e ci vediamo sabato prossimo con un'altra puntata della partita della settimana, e andremo a vedere un'altra partita del passato ricollegandola ad una che si giocherà nella giornata della Serie A attuale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi, a seguirci, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.